La quarta corsa del convegno è un confronto per cavalli anziani di categoria F ed E con in salchi i gentleman proprietari. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart dopo il ritiro di Cleo Fecol. All'1 Barolo Griff, 2 Balsamo Leone, 4 Top Capi, 5 Dorothy Moon, 6 Universo Jet, 7 Blue Dancer, 8 Champs dei Greppi, 9 Bayard Ok. Top Capi favorito, Evitas Morgon numero 4, l'avversario Bayard Ok, Luigi Polverino numero 9, terza forza in campo Universo Jet con Matteo Zaccherini al 6. Ma proprio Universo Jet che parte molto piano e si va con lotta per il comando, Balsamo Leone che prende la testa, il suo esterno Top Capi che chiede strada, la ottiene, all'esterno il tentativo da parte di Dorothy Moon che però rimane di fuori, poi Bayard Ok, quindi in corda Barolo Griff, ancora Champs dei Greppi, poi Blue Dancer e Universo Jet. Se ne vanno i primi 200 metri in 14,8 con Top Capi al comando nei confronti di Balsamo Leone, Bayard Ok in terza posizione, prova ad uscire dalla corda e vi riesce su Dorothy Moon. Punta in avanti Bayard Ok, 400 passati in 31. Così Top Capi al comando e Bayard Ok al suo esterno, i due più attesi subito alle prese. La terza posizione per Balsamo Leone che precede Dorothy Moon, quindi Barolo Griff, ancora Champs dei Greppi, poi Blue Dancer, Universo Jet, chilometro in 600 metri in 45,9. Si nel passaggio davanti alle tribune con Top Capi che guida, il suo esterno Bayard, 1 minuto e 2 decimi per la metà gara. Top Capi e Bayard Ok continuano a litigare, Balsamo Leone cerca di tenersi a contatto, gli altri un po' più indietro con Dorothy Moon che scavalca Barolo Griff quando siamo al chilometro passato in 1,14,9. Da Top Capi che è in vantaggio, Bayard Ok rinnova le offensive sulla retta opposta alle tribune, va ad apparigliare completamente Top Capi, Balsamo Leone a tiro dei primi, la retta opposta passata in 14,7, 1,29,6 in 1.200 di gara. Top Capi in vantaggio, Bayard Ok che lo sopravanza all'apice della piegata, poi Balsamo Leone e Champs dei Greppi che si avvicina quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Top Capi che prova a stringere i denti per replicare all'attacco di Bayard Ok che insiste all'esterno, è passato Bayard, prova a riprendersi Top Capi, Champs dei Greppi che prova a far lo spunto, Bayard Ok nel finale vince nei confronti di Top Capi che sul palo è apparigliato completamente da Champs dei Greppi. 34 ad arrivare, 1,14,6 per l'esultanza di Luigi Polverino che vince in percorso esterno. I colori del team Elert, i colori sono dello stesso Luigi Polverino sotto le insegne della Polestars. Vince il 7 anni da Varennes in percorso interamente allo scoperto. Batte Top Capi che ha provato a vendere cara la pelle sul palo e apparigliato completamente da Champs dei Greppi. I due sono in foto davvero millimetrica. Andiamola a rivedere ancora una volta per provare a sciogliere il photo finish per il secondo posto. Quel che è sicuro è il successo di Bayard Ok e Luigi Polverino. Per il secondo posto potrebbe essere Champs dei Greppi ad aver battuto Top Capi nei pressi del palo, però i due sono molto vicini, bisogna andare dal giudice d'arrivo. Successo di Bayard Ok, Luigi Polverino al secondo, forse Champs dei Greppi nei confronti di Top Capi.